Buon pomeriggio, disse una voce sommessa. Harry fece un balzo e lo stesso dovette fare Hagrid, perché si sentì un forte scricchiolio e lui si affrettò ad alzarsi dalla sedia. Avevano di fronte un uomo anziano con occhi grandi e scoloriti che illuminavano la penombra del negozio come due astri lunari. «Salve!» disse Harry imbarazzato. «Ah, sì!» disse l'uomo. «Sì, ero sicuro che l'avrei conosciuto presto. Harry Potter!» Non era una domanda. «Ha gli occhi di sua madre. Sembra ieri che è venuta qui a comprare la sua prima bacchetta magica, lunga 10 pollici e un quarto, sibilante, di salice, una bella bacchetta per un lavoro d'incanto». Il signor Ollivander si avvicinò a Harry. Quest'ultimo avrebbe dato chissà che cosa per vedergli abbassare le palpebre. Quegli occhi d'argento gli facevano venire la pelle d'oca. Suo padre, invece, preferì una bacchetta di mogano, 11 pollici, flessibile, un po' più potente e ottima per la trasfigurazione. Ho detto che suo padre l'aveva preferita, ma in realtà è la bacchetta a scegliere il mago, naturalmente. Ollivander si era fatto talmente vicino da toccare quasi il naso di Harry, che si vedeva riflesso in quegli occhi velati. Ed è qui che Ollivander toccò con un dito lungo e bianco la cicatrice a forma di saetta sulla fronte di Harry. «Mi spiace dire che sono stato io a vendere la bacchetta che ha fatto questo», disse con un filo di voce. 13 pollici e mezzo. Sì, una bacchetta potente, molto potente, nelle mani sbagliate.